Siamo in una delle più belle cittadine del Veneto. Siamo a Valdobbiadene, si vede subito. Noi siamo qui per Alpenplus Cammina ed ora facciamo un brindisi. Evviva! Evviva! Ciao a tutti e buongiorno. Siamo alla prima puntata di Alpenplus Cammina e siamo in un luogo meraviglioso, centrale per le colline UNESCO. Siamo a Valdobbiadene, esattamente siamo in piazza Marconi e da qui partirà la nostra camminata di oggi lungo i vigneti di questa terra meravigliosa. Queste saranno alcune puntate che sveleranno alcuni dei luoghi più belli del Veneto. Questa sarà Alpenplus Cammina. Camminare nel mese di novembre è un'autentica magia. Farlo in un luogo così fantastico diventa quasi una poesia. Siamo nello scenario della terrazza panoramica di San Floriano. Qui tutto si è dipinto di un bello meraviglioso. Qui siamo vestiti di Alpenplus a goderci un panorama e una camminata indimenticabili. Senti che bel calduccio qua. Wow, bellissimo. Ma allora tu mi dicevi che nella vita fai la... Allora, io sono travel designer, Alex, e ho scelto questa professione nella vita perché sono viaggiatrice e appassionata proprio di trekking e di montagna, e infatti ho fatto esperienza ed ho deciso anche proprio di organizzare dei trekking soprattutto ad alta quota. Anni fa sono partita, ho mollato tutto, sono partita per il Nepal, perché ovviamente amando le montagne non potevo non esplorare anche delle cime diverse, delle cime molto più alte. E quindi lì ho iniziato ad organizzare i trekking, ad accompagnare, ad accogliere i viaggiatori italiani. E poi naturalmente il Covid, come sappiamo tutti, ha un po' rovinato i sogni di tante persone, inclusi anche i miei. E quindi, ritornando a rimettere radici qui, ho pensato, ma perché non iniziare invece a organizzare qui, nelle nostre zone, degli itinerari che portino effettivamente i viaggiatori, i trekker, non solo nelle colline, ma anche proprio nelle nostre prealpi, che sono meravigliose. E quindi quando sei arrivata qui hai pensato di percorrere i tuoi sentieri e li hai definiti? Sono sentieri erranti. Infatti questo progetto sì, è mio personale, che appunto era nato inizialmente in Nepal con un altro nome e poi qui nel nostro territorio si è trasformato in Sentieri Erranti, dove Sentieri Erranti non è solamente l'idea di comunque percorrere a piedi i sentieri delle colline, delle prealpi, ma diventa proprio un modo metaforico anche di muoversi, di camminare, ma anche di muoversi, di andare ad esplorare, di viaggiare. Quindi sentieri, montagne, certo il focus rimangono comunque sempre i piedi, però anche tanta proprio esplorazione e voglia di arricchirsi e di anche conoscere e valorizzare un patrimonio artistico, storico e culturale come quello che abbiamo qua noi. E quindi tu porterai la gente a camminare tra questi luoghi. Dammi un perché. Allora sì, esatto, questo è proprio il mio intento.
Perché? Perché innanzitutto amo il mio territorio, perché sono convinta che sia un territorio unico nella sua specie, le colline che incontrano le montagne e creano quindi veramente un paesaggio unico nel suo genere. E poi perché sono convinta che comunque la nostra terra abbia veramente molto di più di quello che noi comunichiamo solamente tramite le colline. Certo, Colline di Valdobbiadene, patrimonio UNESCO, terra del prosecco, questo è innegabile, però abbiamo veramente un patrimonio storico, artistico, culturale, culinario che è bello far conoscere e trasmettere a tutti, e soprattutto in questo momento così delicato in cui il turismo qui da noi si sta facendo sentire, ed è giusto se vogliamo evitare anche tutte quelle situazioni che si verificano purtroppo anche nelle Dolomiti che abbiamo qui vicino a noi, di turismo un po' di massa. Vogliamo proprio cercare di mantenere un turismo di nicchia che sia più consapevole e che abbia proprio la voglia di venire qui per vivere un'esperienza sensoriale, autentica, locale e tipica. Quindi tu vuoi diffondere l'amore per le colline UNESCO proprio finemente a se stesso. Sì, esatto, deve essere un tutt'uno. Colline, prealpi, borghi antichi che abbiamo anche scorci di arte. Ci ricordiamo per esempio, ormai sono diventati famosi i sassi di Zoe che abbiamo qui a pochi chilometri, e naturalmente una valorizzazione anche della cucina accompagnata chiaramente da un bicchiere di prosecco. E vedo oltretutto che sei vestita come me, sei vestita certo, di Alpenplus. Beh, certo. E cosa consiglieresti quindi alle persone che vengono a camminare in questi posti d'inverno? Allora, guarda, innanzitutto ti dico una cosa, il Sentieri Erranti nasce anche con lo scopo, visto che promuove i trekking e i percorsi a piedi, nasce anche con lo scopo di sensibilizzare il più possibile le persone che vengono qui proprio ad indossare un abbigliamento adeguato, a cominciare dalle scarpe, che devono essere veramente scarpe da trekking con un buon grip, perché comunque abbiamo sentieri, abbiamo pendii anche comunque da risalire, e un abbigliamento che sia tecnico, sportivo, adeguato alle varie stagioni. In una giornata così, che comunque è bellissima per spostarci a piedi, sicuramente anche magari dei leggings termici che permettono una dinamicità e un movimento molto più sciolto, una bella maglietta di lana sotto che con queste temperature non guasta, e poi sicuramente anche un bel fiurri come stai indossando te, che tiene bel caldo, e la giacchetta, una giacca antivento che non può mai mancare. Io ho una proposta da farti. Sì, dimmi. A conclusione della nostra camminata potremmo fare un salto al Kiwi Sport di Valdobbiadene, sì, che vende Alpenplus. Sei d'accordo? Ma certo, ottima idea. E comunque ricordati che io vesto sempre Alpenplus perché è un marchio che mi piace tantissimo. Poi lo vedi già dei colori, cioè sono poi proprio i colori che si adattano anche al mio progetto, e la qualità è top. Quindi sì, andiamoci. Quindi sì, come ha detto Dani Galli, siamo nelle colline UNESCO, abbiamo camminato, abbiamo vestito bene, ci stiamo riscaldando e ora il cuore continuerà a riscaldarsi. Andiamo a terminare la nostra camminata. Ma sì, dai, andiamo. Dopo aver accarezzato il territorio, siamo al Kiwi Sport House di Valdobbiadene, uno dei 44 negozi della catena Kiwi Sport che distribuiscono il marchio Alpenplus Wear. Qui si trova veramente accoglienza, competenza, professionalità, si trova anche la dolcezza delle nostre commesse che accolgono tutti coloro che vogliono vestire Alpenplus. Alpenplus è un marchio che dona qualità a tutto ciò che fa. Quando qualcuno entra in questo negozio, da qui non può uscire a mani vuote.
Beh, camminare oggi sulle colline di Valdobbiadene è stato davvero quanto di più splendido potessi immaginare, con una bella compagnia, con Dani Galli, con dei colori meravigliosi, con una poesia che Novembre ha voluto dipingere al suolo delle colline dell'UNESCO. Siamo veramente felici di aver camminato in questi territori, su queste colline dolci e attraverso questi vigneti. Siamo felici perché tutto attorno ci ha regalato una giornata magnifica. Io, peraltro, come Dani Galli, ero vestito e sono vestito di Alpen Plus, come faccio sempre durante tutte le camminate. Questa è stata Alpen Plus Cammina e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!